per le spese condominiali cresciute troppo nell'ultimo anno. È anche tutto per questa edizione, vi salutiamo, vi ringraziamo, alla prossima, grazie ancora, può partire la sigla, è partita la sigla, grazie. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Padre nostro, Chi sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave o Maria, Piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli. Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo, e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. Il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre, e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore e dà la vita, e procede dal Padre e dal Figlio, e con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo alla Chiesa, una, santa, cattolica e apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati. E aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen. Eterno Padre, io ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo, In espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione,
abbi misericordia di noi e del mondo intero. Eterno Padre, ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. Eterno Padre, ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro, Gesù Cristo, In espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. Eterno Padre, ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo, In espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. Eterno Padre, ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo, In espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione,
abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. Santo Dio, Santo forte, Santo immortale, abbi pietà di noi e del mondo intero. Santo Dio, Santo forte, Santo immortale, abbi pietà di noi e del mondo intero. Santo Dio, Santo forte, Santo immortale, abbi pietà di noi e del mondo intero. Dio Padre misericordioso, che hai rivelato il tuo amore nel Figlio tuo Gesù Cristo e l'hai riversato su di noi nello Spirito Santo Consolatore. Ti affidiamo oggi i destini del mondo e di ogni uomo. Chinati su di noi peccatori, risana la nostra debolezza, sconfiggi ogni male, fa che tutti gli abitanti della terra sperimentino la tua misericordia, affinché in te, Dio uno e trino, trovino sempre la fonte della speranza. Eterno Padre, per la dolorosa passione e la risurrezione del tuo Figlio, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Amen. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Vi benedica, Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. Benediciamo il Signore. Rendiamo grazie a Dio. Madre nostra, siamo nuovamente qui davanti a te. Tu conosci i dolori e le fatiche che in quest'ora appesantiscono il nostro cuore. Noi alziamo lo sguardo a te,
ci immergiamo nei tuoi occhi e ci affidiamo al tuo cuore. Anche a te, o Madre, la vita ha riservato difficili prove e umani timori, ma sei stata coraggiosa e audace. Hai affidato tutto a Dio, hai risposto a Lui con amore, hai offerto te stessa senza risparmiarti. Come intrepida donna della carità, in fretta ti sei recata ad aiutare Elisabetta. Con prontezza hai colto il bisogno degli sposi durante le nozze di Cana. Con fortezza d'animo sul Calvario hai rischiato di speranza pasquale la notte del dolore. Infine, con tenerezza di madre, hai dato coraggio ai discepoli impauriti nel cenacolo e con loro hai accolto il dono dello Spirito. E ora ti supplichiamo, accogli il nostro grido. Abbiamo bisogno del tuo sguardo amorevole che ci invita ad avere fiducia nel tuo Figlio Gesù. Tu che sei pronta ad accogliere le nostre pene, vieni a soccorrerci in questi tempi oppressi dall'ingiustizia e devastati dalle guerre. Tergi le lacrime sui volti sofferenti di quanti piangono la morte dei propri cari, dei propri figli. Ridestaci dal torpore che ha oscurato il nostro cammino e disarma i nostri cuori dalle armi della violenza, perché si avveri subito la profezia di Isaia: spezzeranno le loro spade e ne faranno aratri, delle loro lance faranno falci. Una nazione non si alzerà più la spada contro un'altra nazione, non impereranno più l'arte della guerra. Madre, rivolgi il tuo sguardo materno a questa famiglia umana che ha smarrito la gioia della pace e ha perso il senso della fraternità. Madre, intercedi per il nostro mondo in pericolo, perché custodisca la vita e rigetti la guerra, si prenda cura di chi soffre, dei poveri, degli indefessi, degli ammalati, degli afflitti, e protegga la nostra casa comune. Invochiamo da te, Madre, la misericordia di Dio, tu che sei Regina della pace. Converti gli animi di chi alimenta l'odio, silenzia il rumore delle armi che generano morte, spegne la violenza che cova nel cuore dell'uomo e ispira progetti di pace nell'agire di chi governa le nazioni. Maria, Regina del Santo Rosario, sciogli i nodi dell'egoismo e dirada le nubi oscure del male. Riempici con la tua tenerezza, sollevaci con la tua mano premurosa e dona a noi, figli, la tua carezza di madre, che ci fa sperare nell'avvento di nuova umanità, dove il deserto diventerà un giardino e il giardino sarà considerato una selva. Nel deserto prenderà dimora il diritto e la giustizia, regnerà nel giardino. Praticare la giustizia darà pace. O Madre, salus popoli romani, prega per noi.
Robin Hood e il campo CPR ai Tracchi. 80 bambini delle elementari ai Tracchi di Bosco Chiesanuova per il campo del Centro di Pastorale Ragazzi. In onda su Telepace domenica 27 luglio alle 21:05. Repliche lunedì alle 15:30 e alle 22. Martedì alle 11:30. Dal Vangelo secondo Luca. Gesù si trovava in un luogo a pregare. Quando ebbe finito, uno dei suoi discepoli gli disse: «Signore, insegnaci a pregare, come anche Giovanni ha insegnato ai suoi discepoli». Ed egli disse loro: «Quando pregate, dite: Padre, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno. Dacci ogni giorno il nostro pane quotidiano e perdona a noi i nostri peccati. Anche noi infatti perdoniamo a ogni nostro debitore, e non abbandonarci alla tentazione». Poi disse loro: «Se uno di voi ha un amico e a mezzanotte va da lui a dirgli: Amico, prestami 3 pani, perché è giunto da me un amico da un viaggio e non ho nulla da offrirgli. E se quello dall'interno gli risponde: Non mi importunare, la porta è già chiusa, io e i miei bambini siamo a letto, non posso alzarmi per darti i pani. Vi dico che anche se non si alzerà a darglieli perché è suo amico, almeno per la sua invadenza si alzerà a dargliene quanti gliene occorrono. Ebbene, io vi dico: chiedete e vi sarà dato, cercate e troverete, bussate e vi sarà aperto. Perché chiunque chiede riceve, e chi cerca trova, e a chi bussa sarà aperto. Quale padre tra voi, se il figlio gli chiede un pesce, gli darà una serpe al posto del pesce? O se gli chiede un uovo, gli darà uno scorpione? Se voi dunque che siete cattivi sapete dare cose buone ai vostri figli, tanto più il Padre vostro del cielo darà lo Spirito Santo a quelli che glielo chiedono. Insegnaci a pregare come anche Giovanni il Battista ha insegnato ai suoi discepoli. Per Gesù tutto è semplice, nessuna disciplina, nessun metodo, niente di niente. Gesù si distacca pesantemente dalla tradizione di qualsiasi religione. Se prendiamo il libro delle preghiere, chiamiamolo così, dell'Antico Testamento, cioè i Salmi, possiamo leggerne alcuni. Per esempio il Salmo 27. Mio padre e mia madre mi hanno abbandonato, ma il Signore mi ha raccolto. Qui esplicitamente è allusivo a Dio che è un padre migliore del padre della terra ed è una madre migliore di quella di questa terra. Oppure prendiamo un altro salmo, il Salmo 68, dice: Padre degli orfani e difensore delle vedove è Dio nella sua santa dimora. Si vede che Dio si prende cura dei suoi in modo che questi si possano sentire davanti a Dio come davanti al Padre, uno che difende, uno che si prende cura. Un altro salmo: Egli mi invocherà, tu sei mio Padre, mio Dio e roccia della mia salvezza. Bene, vedete, quando Israele chiama Dio Padre, il motivo è quasi sempre lo stesso. Cioè l'uomo sperimenta una grande bontà, una grande clemenza, una benevolenza di Dio verso l'uomo, tanto che l'uomo a un certo punto dice nel Salmo 103, pronuncia queste parole: come tenero un padre verso i figli, così il Signore è tenero verso quelli che lo temono. Però il rapporto tra l'uomo e Dio, chiamato Padre, è per analogia. Con Gesù invece c'è un cambiamento radicale. Perché? Perché non si tratta di una analogia, cioè non si tratta di assumere un atteggiamento filiale, di assumere una percezione di Dio come Padre, no. Gesù, lui solo è generato dal Padre e ce lo ricorda all'inizio del Vangelo di Giovanni. Chi lo ha accolto ha dato il potere di diventare figlio di Dio. Oppure anche San Paolo ai Galati, lo Spirito Santo attesta, cioè conferma che noi siamo figli. Ecco, questo è l'unicum. Noi non ci facciamo l'idea di un padre, ma partecipiamo della stessa vita filiale che è in Cristo. Perché? Perché nel battesimo anche noi veniamo generati. Allora vedete, la preghiera per noi non è un esercizio, ma è uno stato. Quale stato?
quello del figlio, quello di poter dire padre. E diciamo padre perché io sono figlio, sono generato, ho la stessa vita e allora io prego perché sono figlio. Io parlo con Dio come il figlio Gesù parla con il Padre. A tutti voi amici di Telepace, una buona domenica. Tienimi su quando sto per cadere, tu siediti qui, parlami ancora se non ho parole, io non te lo chiedo mai, ma portami al mare a ballare, non ti fidare, sai quando ti dico che va tutto bene così, e perdonami, sono forte sì, ma poi sono anche fragile. Non serve niente di particolare, solo tornare a pensare che tutto è bello e speciale. Non si dice mai, ma voglio impegnarmi a salvare un pezzo di cuore. Io non vivo senza sogni e tu sai che è così. E perdonami se sono forte sì, e se poi sono anche fragile. Io un confine non lo so vedere, sai che non mi piace dare un limite, un nome alle cose, lo trovi pericoloso, non sai come prendermi, mi dici, ma non so se ti credo, senza tutta questa fretta mi ameresti davvero, mi cercheresti davvero, quella forte sì, però anche quella fragile. Portati anche gli occhi e il cuore, io so disobbedire, questo lo sai bene, e piangiamo insieme che non piangi mai, mai, non nasconderti con le battute, non mi sconcentrare, stiamo a vedere dove possiamo arrivare,
Cari amici e carissime amiche che siete in ascolto, tra qualche istante andrà in onda In Dialogo, una chiacchierata che facciamo tutti i lunedì e i venerdì alle ore 11 per ascoltare la voce dei nostri telespettatori. Il Dipartimento Educativo Culturale del Terra Santa Museum di Gerusalemme ha organizzato sabato 12 luglio un Open Day per famiglie e studenti presso il convento della Flagellazione. I rappresentanti delle chiese di Gerusalemme hanno visitato Taibe, comunità cristiana recentemente colpita da attacchi di estremisti ebrei. Alla Basilica del Santo Sepolcro, in occasione della solennità della sua dedicazione, è stata celebrata una messa solenne dai francescani della Custodia di Terra Santa. Il 16 luglio ad Haifa i frati carmelitani hanno celebrato la festa della Beata Vergine del Monte Carmelo, ricordando la consegna dello scapolare a San Simone Stock nel 1251. In attesa degli ingressi solenni del nuovo custode, i canti che segneranno i riti. Fra Corrado, organista titolare del Santo Sepolcro, ci introduce nel cuore della preparazione tra prove musicali e il significato dei canti. Il Dipartimento Educativo del Terra Sancta Museum di Gerusalemme e Hayat Turath, Storie del Patrimonio, ha organizzato sabato 12 luglio un Open Day per famiglie e studenti presso il convento della Flagellazione. Il nostro obiettivo in questo progetto è promuovere la collezione archeologica dei francescani, l'enorme e ricchissima collezione archeologica dei francescani, per la comunità locale. Quindi il nostro obiettivo è anche quello di rendere il museo uno spazio aperto che possa ospitare e portare più vicino le famiglie, i ragazzi, gli studenti, i bambini e le bambine a quella che è la storia di Gerusalemme portata alla luce dagli scavi dei francescani. Un evento che ha proposto una visita guidata in forma teatrale pensata per introdurre i piccoli visitatori al mondo dell'archeologia. La nostra è stata una performance interattiva realizzata in collaborazione con il Teatro Al Basta, di cui faccio parte. È stato uno spettacolo pensato per tutta la famiglia, bambini e genitori, in cui abbiamo messo in luce alcune delle opere più importanti presenti nel museo. Qui raccontiamo di più sulla storia della città di Gerusalemme attraverso l'acqua, la pietra, gli utensili da cucina, gli accessori e i gioielli. Questo percorso punta a valorizzare il ruolo e l'importanza del teatro e delle performance teatrali per i bambini, perché attraverso di esse lavoriamo sul rafforzamento dell'autostima, della consapevolezza storica e culturale. Nel cortile gli organizzatori hanno proposto attività interattive pensate appositamente per famiglie e studenti, tra colori, creatività e divertimento. Qui abbiamo potuto fare tante cose. Ad esempio, oggi potevamo scegliere il colore arancione con una spugna e dipingere su una tela come ci piaceva. C'erano anche delle forme da colorare con lo stesso colore e un pennello, scegliendo la tinta che volevamo. E poi stampavamo il disegno sulla carta. Si poteva anche decorare una borsa di stoffa, potevamo dipingerla come volevamo, proprio come abbiamo fatto sulla carta. È stato davvero bello il teatro. Morgana lavora in Terra Santa da 4 anni e si sente profondamente coinvolta nel suo impegno per la comunità locale. Un progetto che richiede perseveranza e coraggio per stimolare l'interesse e favorire la partecipazione delle persone. Perché l'archeologia da sola può essere un po' difficile, un po' distante dalle persone. È difficile a volte raccontare e basta, no? Quella che è l'archeologia. Per effettivamente coinvolgere tutta la comunità bisogna usare tutte le nostre arti, no? E questo è anche quello che un museo ci insegna. Il museo è il luogo, è il tempio della cultura, della storia, delle tradizioni. E quindi quello che cerchiamo di fare noi è appunto abbinare l'archeologia a tutto quello che poi è parte dell'arte e della cultura locale.
Lunedì 14 luglio, nella città di Taibe, un villaggio palestinese situato in Cisgiordania, i rappresentanti delle chiese cristiane di Gerusalemme hanno compiuto una visita di solidarietà alla comunità locale, in seguito ai crescenti e sistematici attacchi contro i cristiani che vivono in questo storico villaggio, situato a circa 15 km da Gerusalemme, un tempo noto come Efraim. Durante la conferenza stampa è stato mostrato un video in cui si vedono radicali israeliani, provenienti da insediamenti vicini, appiccare intenzionalmente un incendio nei pressi del cimitero della città e della chiesa di San Giorgio, risalente al V secolo. Queste azioni rappresentano una minaccia diretta e intenzionale, prima di tutto alla nostra comunità locale, ma anche al patrimonio storico e religioso dei nostri antenati e ai luoghi santi, hanno affermato i capi delle chiese. Abbiamo ricevuto rapporti, abbiamo ricevuto le immagini, ma è importante essere qui, è importante anche per la nostra comunità, le nostre rispettive comunità, essere presenti come pastori, esprimere solidarietà e anche per poter poi dire una parola più forte, più chiara a chi ha il potere di fermare questa deriva. Dobbiamo lavorare perché ritorni anche qui, in questa parte del paese, la legge, quindi dove chiunque può appellarsi alla legge per far rispettare i propri diritti. Qassam ci racconta che i primi a soffrire sono stati i beduini. 40 famiglie sono state espulse dalle loro terre. Quelli che vengono definiti coloni estremisti portano il bestiame a pascolare negli uliveti, danneggiandoli. Gli abitanti della zona temono scontri, poiché l'area è circondata dall'esercito che può aprire il fuoco, come è accaduto a Kfar Marek, dove 3 palestinesi hanno perso la vita. Questo è un attacco senza precedenti a Taibe, ma non è senza precedenti nella zona. Taibe fa parte di una serie di insediamenti palestinesi ai margini della Valle del Giordano. Quindi Taibe, Kfar Marek, Mogayer, Der Dibuan, Tor Mosaya e quest'area sono state sotto attacco da parte dei coloni israeliani per mesi. Secondo Fra Ibrahim Faltas, la visita si è resa necessaria a causa dei danni subiti. Non ha alcun senso compiere azioni di questo genere contro i cristiani locali. Taibe è una parola arabo, anche se chiamano buoni. Questa gente buona non ha fatto male a nessuno. Perché stanno facendo queste cose? Non accettabile e poi tutto il mondo deve fare qualcosa. Sulle rovine della millenaria chiesa di San Giorgio, canti e preghiere si innalzavano a Dio per chiedere il dono della pace e della forza, affinché la comunità possa continuare a chiamare questo luogo casa. Credo nella speranza e nel dialogo. Il fatto che siamo venuti qui è molto molto importante, perché non siamo venuti solo per solidarietà, ma per incoraggiare i nostri cristiani e per dimostrare loro che non li abbiamo abbandonati, che non sono soli. Nella Basilica del Santo Sepolcro, dove si sono compiuti i misteri della crocifissione, morte e risurrezione del nostro Signore Gesù Cristo, i francescani hanno celebrato la solennità della sua dedicazione. La Santa Messa è stata presieduta da Fra Ibrahim Faltas, vicario della Custodia di Terra Santa, e concelebrata dai frati della Custodia. Fra Edoardo Masseo, storico della Custodia, ci aiuta a comprendere l'origine di questa festa e il suo significato per la Chiesa universale. Noi quest'anno celebriamo proprio i 1700 anni dalla celebrazione del Concilio di Nicea e sarà proprio nel contesto del Concilio di Nicea che sorgerà per la prima volta nella mentalità dei cristiani la possibilità di costruire in questo medesimo luogo una chiesa dedicata alla morte e alla risurrezione di Gesù Cristo nostro Signore. In quell'epoca il vescovo di Gerusalemme era Macario e Macario incontrò personalmente l'imperatore Costantino e gli propose la possibilità di distruggere i templi pagani che qui erano costruiti. Curiosamente, proprio il 14 settembre del 335, quindi il giorno dell'esaltazione della Santa Croce, questa chiesa viene per la prima volta aperta. E quindi l'Anastasis, il luogo della risurrezione, e il Martirion diventeranno finalmente luogo di preghiera per i cristiani. Questo è il primo inizio di questa basilica, una basilica che rimarrà in piedi totalmente fino al 1009. Con l'invasione persiana del 614 la basilica venne parzialmente danneggiata.
In seguito, con la conquista araba del 638, quando l'Islam iniziò a diffondersi in tutto il Medio Oriente, il califfo Omar, a differenza dei persiani, rispettò la chiesa e il culto che vi si svolgeva. Nel corso dei secoli la basilica ha subito anche terremoti, incendi e altri eventi che hanno avuto un forte impatto sulla sua struttura. Finché poi, tragicamente, come dicevo poc'anzi, l'anno 1009 il sultano Al-Hakim, con quell'odio che lo caratterizzava, chiamato anche il pazzo, quindi anche nelle fonti islamiche è un personaggio molto sui generis, ecco, questa chiesa viene però completamente distrutta e quindi rimarranno soltanto un paio di mura. Poi, dopo questa distruzione del 1009, la chiesa verrà parzialmente ricostruita, già al tempo dell'imperatore bizantino Michele IV, ma sarà soltanto con la prima crociata, con la conquista di Gerusalemme, che ahimè sarà precisamente il 15 luglio del 1099, quando Godofredo di Buglione conquisterà la città di Gerusalemme, che sorgerà nuovamente il progetto di riedificare la chiesa come era a suo tempo, al tempo bizantino. Un arduo lavoro di ricostruzione cominciò nel 1099, ma si concluse solo 50 anni dopo. Ed è proprio la data del 15 luglio 1149 che oggi celebriamo. Sarà proprio questo giorno la Chiesa Universale dedicherà nuovamente, e quindi parliamo di una dedicazione crociata della Basilica del Santo Sepolcro, una festa di cui proprio quest'anno facciamo 876 anni. Fra Masseo ci spiega una particolarità delle basiliche e delle chiese della Terra Santa. Esse non possiedono soltanto uno spazio liturgico, come accade nelle chiese del resto del mondo, dove si celebrano i misteri e i sacramenti, ma custodiscono anche un luogo sacro, il luogo stesso in cui quegli eventi si sono realmente compiuti. Il luogo sacro è un luogo unicamente delle basiliche di Terra Santa. Perché? Perché ricorda la memoria precisa di un evento accaduto storicamente su questa terra nella vita terrena di Cristo. Non è un caso che questo luogo santo sia visitato da moltissimi pellegrini provenienti da tutto il mondo, i quali, giungendo da ogni parte, possono attingere alla sorgente della salvezza. Quindi venire pellegrini in questo luogo significa poter accedere a quel mistero di speranza e di misericordia, dell'amore più grande che può essere mai esistito, della morte e la risurrezione di Cristo nostro Signore. Il 16 luglio, nella chiesa di Nostra Signora del Carmelo ad Haifa, numerosi fedeli si sono riuniti per celebrare la festa della Vergine del Carmelo in ricordo dell'apparizione della Madonna al carmelitano San Simone Stock nel 1251, durante la quale gli consegnò lo scapolare marrone, segno di privilegio per tutto l'ordine carmelitano. La festa di Nostra Signora del Monte Carmelo è una delle principali celebrazioni mariane della Chiesa Cattolica. L'apparizione della Vergine a San Simone Stock avvenne per incoraggiare i frati a non temere, a perseverare nella loro missione, nella devozione e nella vita contemplativa sul Monte Carmelo. Ogni cristiano, e in modo particolare ogni ordine religioso che onora e esalta la Vergine, riceve in dono la grazia della perseveranza e della fedeltà nel tempo. I frati carmelitani hanno affrontato molte difficoltà prima dell'apparizione della Vergine a frate Simone Stock. All'inizio del XIII secolo ricevettero la regola di vita scritta dal patriarca di Gerusalemme, Sant'Alberto. La messa solenne è stata presieduta da Fra Wojciech Bojoc, guardiano della Basilica dell'Annunciazione a Nazareth, con la partecipazione di numerosi sacerdoti e la presenza di una folla di fedeli provenienti da Nazareth, Haifa e da tutta la Galilea. L'omelia è stata pronunciata da padre Antonio Sabib, francescano, che ha affermato: «Siamo venuti oggi per 3 motivi: rinnovare la nostra fede in Dio, onorare nostra Madre Maria e crescere nella devozione nella nostra vita». Il messaggio della Vergine del Carmelo oggi è un messaggio di pace e di protezione. I fedeli si recano qui per invocare il suo aiuto, chiedere salute, abbondanza e coraggio. Molti pregano affinché conceda loro la forza di affrontare le difficoltà della vita quotidiana. To be stronger in their own life in front of the difficulties.
Sono venuta oggi al Monte Carmelo per celebrare Maria Vergine, nostra madre, Nostra Signora del Monte Carmelo. È la compagna del mio cammino fin dall'infanzia e per me rappresenta moltissimo. È il dono più bello del cielo, madre di misericordia e di grazia. Con lei troviamo la via giusta che conduce a Gesù Cristo e alla salvezza. All'interno della chiesa si erge la statua della Vergine del Carmelo, collocata sopra la grotta dove il profeta Elia si ritirò in preghiera sul Monte Carmelo, luogo in cui rese testimonianza al Dio unico e vivente, sfidando i profeti di Baal. La sua festa viene celebrata 4 giorni dopo quella della Vergine del Carmelo. Fin dall'antichità, questo luogo sacro ha attratto numerosi eremiti in cerca di silenzio e contemplazione. Nella storia del Monte Carmelo, il profeta Elia rappresenta una fonte di profonda ispirazione per i frati carmelitani, chiamati a vivere la sua eredità spirituale e ad essere discepoli fedeli della Vergine Maria. I padri della Chiesa collegano la figura della Vergine Maria a quella del profeta Elia, vedendo in entrambi la nube che apparve a Elia dopo un lungo periodo di siccità, annunciando la fine della carestia. Questa nube diventa simbolo di Maria, che avrebbe donato al mondo la grazia e le grazie, cioè Gesù. Inoltre Maria, madre e regina, continua ad essere il modello di quella preghiera contemplativa che rapì Elia, dopo aver ascoltato il sussurro di una brezza leggera sull'Oreb, e rimane una stella luminosa che guida le anime sulla via della salvezza eterna. C'è grande fermento. Un nuovo custode sta per iniziare il suo cammino. Un momento di passaggio importante che rinnova la guida e rilancia la missione. La spiritualità, la liturgia, ma anche la musica. Tutto si prepara ad accogliere questa nuova tappa con intensità e bellezza. Cominceremo noi con una celebrazione dell'ingresso che comincia con il canto, comincia con l'esultanza, poi si passerà a ringraziare il Signore con i Vespri in una forma solennissima, con il canto gregoriano e la polifonia. Non si tratta solo di riempire uno spazio, ma di arricchire un evento, dal Cenacolo al Santo Sepolcro, da Nazareth a Betlemme. L'ingresso del nuovo custode non è solo un atto formale, ma una presenza viva. La musica ad accompagnare ed amplificare ogni gesto, rendendolo ancora più significativo. E il canto è uno di questi elementi che devono esprimersi al meglio per rendere ricca la festa, ma soprattutto per rendere reale la presenza di questa persona che ci rappresenta San Francesco in questo luogo e soprattutto anche ci rappresenta Dio in mezzo a noi, perché viene, ci parla di Lui, ci stimola, ci sprona ad annunciare il Vangelo nelle nostre varie qualità e carismi che abbiamo. In occasione dell'ingresso del nuovo custode anche la musica si rinnova, nuovi canti, nuove armonie, tutto è pensato per accompagnare e valorizzare questo momento così importante. Le novità sono quello che abbiamo arricchito di più la liturgia, soprattutto a San Salvatore, perché è il luogo dove lui vivrà, dove c'è la curia, dove lui soggiornerà e la musica apre e chiude tutti questi eventi. E stavamo dicendo che arricchisce attraverso anche la polifonia, quindi con l'intervento della scuola del Magnificat, la scuola Cantorum del Magnificat, che darà più solennità a questo evento, ma anche i fedeli che vengono partecipano con il canto, lo esprimono con la loro responsabilità alla partecipazione alle prove, a venire a cantare al suo ingresso, ma soprattutto a lodare il Signore in una forma più solenne. Protagonista sarà il canto del Magnificat, il cantico che Maria intonò insieme a Elisabetta, proprio nell'istante di un incontro speciale. E noi in questo incontro con il nostro Padre Custode vogliamo ringraziare il Signore ed esultare il Dio che ci ha donato una persona che ancora dopo molti secoli e anni continuerà a guidarci. A concludere,
il canto solenne di Supermuros, composto dal maestro Lama, predecessore come organista del Santo Sepolcro di Fa Corrado. Un legame musicale che attraversa le generazioni, custodendo la tradizione nel cuore della liturgia. Questo Supermuros ci dà l'occasione di mettere in risalto che il nostro Padre Custode è la nostra custodia, ci dovrà custodire, indirizzare, dirigere e soprattutto farci riscoprire sempre di più la presenza di Gesù nella nostra vita. Apriti a un gesto di solidarietà e sostieni la missione della custodia di Terra Santa. Il tuo contributo ci aiuterà a portare l'annuncio del Signore risorto, il più urgente di tutti, agli uomini e alle donne di ogni lingua e nazione. Per aiutarci concretamente, apri il QR code. La tua scelta fa la differenza. Con i suoi oltre 16.000 metri quadrati di superficie, Castelbeseno è il monumento fortificato più esteso della regione trentina. Occupa il dosso di Beseno, sopra l'abitato di Besenello, in una posizione altamente strategica, soprattutto nel passato, per il controllo del territorio circostante. In effetti dal castello si può controllare il tratto di valle dell'Adige tra Rovereto e Trento, dove proprio nel 400 passavano i confini tra l'impero germanico e la Repubblica di Venezia, mentre sul lato orientale controlla la strada che sale verso Folgaria e che da là immette all'ingresso per il territorio di Vicenza. All'origine di questo castello vi erano due fortificazioni di origine medievale, di cui ne vediamo proprio una da questo punto, il cosiddetto castello verso Rovereto. Due edifici, come stavo dicendo, che verranno poi nel corso del tempo uniti tra loro, controllati da un'unica famiglia, tra cui quella dei Castelbarco, e strettamente legati al principe vescovo di Trento. Con il Cinquecento il castello viene assegnato in feudo alla famiglia dei Conti Trapp, i quali procedono in una ricostruzione molto imponente e importante per dotare il castello di quell'aspetto che consentiva l'utilizzo delle armi da fuoco. Quello che oggi noi vediamo quindi è una grande, imponente fortificazione di tipo rinascimentale, contraddistinta da tre robusti bastioni. In uno di questi ci troviamo in questo momento, che consentivano l'utilizzo delle bombarde e degli archibugi per meglio difendere il castello da possibili assedi che potevano appunto utilizzare le armi da fuoco. Nel corso del
7 e dell'800 il castello subisce un forte degrado nelle strutture che solo in parte viene risanato dagli impegnativi restauri degli anni 80 del Novecento, all'indomani della donazione da parte dei conti Trapp del castello alla provincia autonoma di Trento. Nonostante questo, chiamiamolo degrado, ancora oggi nella visita si possono recuperare le strutture, vedere le architetture di questo castello, riconoscere gli aspetti vocati proprio alla difesa e al controllo del territorio, con l'attraversamento di tutta quella serie di porte che dovevano garantire una ottimale difesa per il centro del castello, quello che veniva abitato dai conti Trapp, dai loro servitori e da tutto quell'entourage che doveva consentire l'amministrazione economica, giudiziaria e militare di questo territorio. Ci troviamo ora nella cosiddetta corte d'onore, proprio all'ombra dei resti del palazzo comitale, di cui ancora oggi riusciamo a intravedere alcune delle decorazioni parietali che lo dovevano ornare, e dove appunto troviamo delle tracce legate proprio a quell'aspetto di sopravvivenza che doveva il castello garantire ai suoi abitanti. Mi riferisco in particolare alle cucine, al forno per la cottura del pane, alle cantine dove venivano conservate le derrate alimentari e al pozzo, che ci ricorda quanto fosse importante l'approvvigionamento idrico in un castello come questo, che si trovava sulla sommità di un dosso, dove la mancanza di sorgenti non garantiva l'acqua a portata di mano. L'approvvigionamento idrico avveniva infatti attraverso la raccolta dell'acqua piovana, che veniva incanalata attraverso le grondaie dei tetti in alcune cisterne. In particolare se ne è conservata una da dove l'acqua veniva all'epoca attinta dal grande pozzo. Oggi Castelbeseno fa parte di un circuito di castelli che ha il suo centro nel Castello del Buon Consiglio di Trento. È un castello che ha mantenuto nell'aspetto la sua vocazione militare, per cui anche negli ambienti, negli allestimenti si è proprio cercato di ricordare questi aspetti delle pratiche belliche, delle strategie che venivano messe in atto proprio nel passaggio tra Medioevo ed età moderna. E quindi ci sono alcuni ambienti che sono allestiti con delle armi originali, con equipaggiamenti militari originali che appartengono alle collezioni del museo, e ci sono degli ambienti nei quali invece sono esposte delle ricostruzioni che sotto il motto vietato non toccare vengono messe a disposizione del pubblico per essere indossate, per comprendere per esempio quanto poteva pesare una maglia di ferro di questo tipo, o quanto era anche difficoltoso riuscire a camminare, a muoversi su un campo di battaglia con delle celate e degli elmi che dovevano però proteggere insieme ai pettorali e alle corazze gli organi vitali dei soldati. Ci ricordiamo infatti che appunto tra 400 e 500 ormai le battaglie vengono svolte sempre meno dalla cavalleria pesante, piuttosto da schieramenti di fanti che qui vengono evocati proprio con le loro armi, con queste armi in asta, con questi spadoni che ci ricordano quelli che erano proprio i duelli e gli scontri tra questi schieramenti. Quindi Castelbeseno si rinnova proprio nell'essere una sede aperta a curiosi e appassionati di queste tematiche, ma anche a famiglie, anche con bambini piccoli che trovano in questo spazio un luogo di avventure, un luogo di conoscenza e divertimento.
Giubileo dei Giovani su Telepace. Martedì 29 luglio, dalle 18:45, trasmetteremo in diretta la Santa Messa di Benvenuto da Piazza San Pietro. E poi sabato 2 agosto, da Tor Vergata, a partire dalle 20:15, trasmetteremo la Veglia dei Giovani con la partecipazione di Papa Leone. Infine domenica 3 agosto, sempre da Tor Vergata, a partire dalle 8:45, trasmetteremo la Santa Messa presieduta dal Santo Padre. Segui il Giubileo dei Giovani su Telepace, anche in streaming sul sito www.telepace.it. Piena di grazia, Ave, Vergine Maria, Ave, piena di grazia, Ave, Vergine Maria. Nel primo mistero della gloria contempliamo la risurrezione di Gesù. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et nos inducas in tentazione, sed libera nos malo. Amen. Maria, Regina della pace, prega per noi, prega per noi. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito
Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Lodato sempre sia il santissimo nome di Gesù, Giuseppe Maria. Nel secondo mistero della gloria contempliamo l'ascensione di Gesù al cielo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Maria, Regina della pace, prega per noi, prega per noi. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Lodato sempre sia il santissimo nome di Gesù, Giuseppe Maria. Nel terzo mistero della gloria contempliamo la discesa dello Spirito Santo sui discepoli e Maria. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti,
come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Maria, Regina della pace, prega per noi, prega per noi. In arabo. Assalamu alayki ya Maryam ya mumtali'a na'ma الرب معك مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Lodato sempre sia il santissimo nome di Gesù, Giuseppe Maria. Nel quarto mistero della gloria contempliamo l'assunzione di Maria al cielo in anima e corpo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Maria, Regina della pace, prega per noi, prega per noi. Integrino, salam nach o Mariam, sagaz malak እግዚአብሔር ምሳኺዩ ካባንስት ዝተባረከ ኸናይከር ሶብሬስካስ ተባረከ እዩ። Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,
adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Salam nachivu Mariam sagaz malaki እግዚአብሔር ምሳኺዩ እንካባንስት ዝተባረኪ ኸናይከር ሶብሬስ ካስተባረኸዩ. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. ሰላም ናኺቡ ማርያም ጸጋዝ መላኪ እግዚአብሔር ምሳኺዩ እንካባንስት ዝተባረኪ ኸናይከር ሶብሬስ ካስተባረኸዩ. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. ሰላም ናኺቡ ማርያም ጸጋዝ መላኪ እግዚአብሔር ምሳኺዩ እንካባንስት ዝተባረኪ ኸናይከር ሶብሬስ ካስተባረኸዩ. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. ሰላም ናኺቡ ማርያም ጸጋዝ መላኪ እግዚአብሔር ምሳኺዩ እንካባንስት ዝተባረኪ ኸናይከር ሶብሬስ ካስተባረኸዩ. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. ሰላም ናኺቡ ማርያም ጸጋዝ መላኪ እግዚአብሔር ምሳኺዩ እንካባንስት ዝተባረኪ ኸናይከር ሶብሬስ ካስተባረኸዩ. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. ሰላም ናኺቡ ማርያም ጸጋዝ መላኪ እግዚአብሔር ምሳኺዩ እንካባንስት ዝተባረኪ ኸናይከር ሶብሬስ ካስተባረኸዩ. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. ሰላም ናኺቡ ማርያም ጸጋዝ መላኪ እግዚአብሔር ምሳኺዩ እንካባንስት ዝተባረኪ ኸናይከር ሶብሬስ ካስተባረኸዩ. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. ሰላም ናኺቡ ማርያም ጸጋዝ መላኪ እግዚአብሔር ምሳኺዩ እንካባንስት ዝተባረኪ ኸናይከር ሶብሬስ ካስተባረኸዩ. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. ሰላም ናኺቡ ማርያም ጸጋዝ መላኪ እግዚአብሔር ምሳኺዩ እንካባንስት ዝተባረኪ ኸናይከር ሶብሬስ ካስተባረኸዩ. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Lodato sempre sia il Santissimo nome di Gesù, Giuseppe Maria. Nel quinto mistero della gloria contempliamo l'incoronazione di Maria, Regina degli angeli e dei santi. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Maria, Regina della pace, prega per noi, prega per noi. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,
adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Lodato sempre sia il santissimo nome di Gesù, Giuseppe Maria. Salve Regina, Mater misericordiae, vita dulcedo, et spes nostra salve. A te clamamus, exules Filii Eve, a te suspiramus, gementes et flentes, in ac lacrimarum vale. Eia ergo, advocata nostra, illos tuos misericordes oculos, ad nos converte. Et Iesum benedictum fructum ventris tui, nobis post hoc exilium ostende. O clemens, o pia, o dulcis Virgo Maria. Signore pietà. Signore pietà. Cristo pietà. Cristo pietà. Signore pietà. Signore pietà. Santa Maria. Prega per noi. Santa Madre di Dio. Prega per noi. Santa Vergine delle Vergini. Prega per noi. Madre di Cristo. Prega per noi. Madre della Chiesa. Prega per noi. Madre di misericordia. Prega per noi. Madre della divina grazia. Prega per noi. Madre della speranza. Prega per noi. Madre purissima. Prega per noi. Madre sempre vergine. Prega per noi. Madre degna d'amore. Prega per noi. Madre del buon consiglio. Prega per noi. Madre del
Creatore, prega per noi. Madre del Salvatore, Prega per noi. Vergine degna di lode, Prega per noi. Vergine potente, Prega per noi. Vergine clemente, Prega per noi. Vergine fedele, Prega per noi. Arca dell'Alleanza, Prega per noi. Porta del cielo, Prega per noi. Stella del mattino, Prega per noi. salute degli infermi, Prega per noi. rifugio dei peccatori, Prega per noi. conforto dei migranti, Prega per noi. consolatrice degli afflitti, Prega per noi. aiuto dei cristiani, Prega per noi. regina degli angeli, Prega per noi. regina dei patriarchi, Prega per noi. regina dei profeti, Prega per noi. regina degli apostoli, Prega per noi. regina dei martiri, Prega per noi. regina dei confessori della fede, Prega per noi. regina delle vergini, Prega per noi. regina di tutti i santi, Prega per noi. regina concepita senza peccato, Prega per noi. regina assunta in cielo, Prega per noi. regina del rosario, Prega per noi. regina della famiglia, Prega per noi. regina della pace. Prega per noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, Perdonaci, Signore. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, Ascoltaci, Signore. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo. Abbi pietà di noi. Prega per noi, Santa Madre di Dio, perché siamo resi degni delle promesse di Cristo. Preghiamo. Concedi ai tuoi fedeli, Signore Dio nostro, di godere sempre la salute del corpo e dello spirito. Per la gloriosa intercessione di Maria Santissima, sempre Vergine, salvaci dai mali che ora ci rattristano e guidaci alla gioia senza fine. Per Cristo nostro Signore. Amen. Preghiera alla Madonna di Loreto di Papa Benedetto XVI. Maria, Madre del Sì, tu hai ascoltato Gesù e conosci il timbro della sua voce e il battito del suo cuore. Stella del mattino, parlaci di Lui e raccontaci il tuo cammino per seguirlo nella via della fede. Maria, che a Nazaret hai abitato con Gesù, imprimi nella nostra vita i tuoi sentimenti, la tua docilità, il tuo silenzio che ascolta e fa fiorire la parola in scelte di vera libertà. Maria, parlaci di Gesù, perché la freschezza della nostra fede brilli nei nostri occhi e scaldi il cuore di chi ci incontra, come tu hai fatto visitando Elisabetta, che nella sua vecchiaia ha gioito con te per il dono della vita. Maria, Vergine del Magnificat, aiutaci a portare la gioia nel mondo e come a Cana spingi ogni giovane impegnato nel servizio ai fratelli a fare solo quello che Gesù dirà. Maria, poni il tuo sguardo sull'agorà dei giovani perché sia il terreno fecondo della Chiesa italiana. Prega perché Gesù, morto e risorto, rinasca in noi e ci trasformi in una notte piena di luce, piena di Lui. Maria, Madonna di Loreto, porta del cielo, aiutaci a levare in alto lo sguardo. Vogliamo vedere Gesù, parlare con Lui, annunciare a tutti il suo amore. Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio. Non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova, ma liberaci da ogni pericolo, o Vergine gloriosa e benedetta. Angelo di Dio, che sei mio custode, illumina, custodisci, reggi e governami, che ti fui affidato dalla pietà celeste. Amen. L'eterno riposo dona loro, Signore, e splenda ad essi la luce perpetua. Riposino in pace. Amen. Scenda la benedizione del Signore su di noi, sui nostri cari, soprattutto sulle persone sofferenti, le famiglie che fanno fatica a vivere la vita in pace e serenità.
e soprattutto per i giovani, perché riescano sempre a scegliere come suggerisce il Signore. Il Signore sia con voi e con il tuo spirito. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Benediciamo il Signore. Rendiamo grazie a Dio. Magnificat anima mea, anima mea Dominum, et exultavi in spiritus meus, in Deo Salvatore meo. Magnificat anima mea, anima mea Dominum, et exultavi in spiritus meus, in Deo Salvatore meo. O Maria, al mattino della Pentecoste tu hai sostenuto con la preghiera l'inizio dell'evangelizzazione intrapresa dagli Apostoli sotto l'azione dello Spirito Santo. Con la tua costante protezione continua a guidare anche oggi, in questi tempi di apprensione e di speranza, i passi della Chiesa, che, docile al mandato del suo Signore, si spinge con la lieta notizia della salvezza verso i popoli e le nazioni di ogni angolo della terra. Orienta le nostre scelte di vita, confortaci nell'ora della prova, affinché, fedeli a Dio e all'uomo, affrontiamo con umile audacia i sentieri dell'etere per recare alla mente ed al cuore di ogni persona l'annuncio gioioso di Cristo, Redentore dell'uomo. O Maria, stella dell'evangelizzazione, cammina con noi. Amen. إخوتي وأخواتي الأحباء، ليمنحكم الرب السلام. أيها الرب يسوع الحاضر في القربان الأقدس، إننا نريد أن نصغي إلى كلمتك في إنجيل مرتا ومريم، فقد كان التلاميذ أيضاً على مثال مرتا مهتمين بأمور عديدة أثناء إرساليتهم، لكن يسوع يوضح أن الشيء الأكثر أهمية هو أن تكون أسماءنا مكتوبة في السماء، أي أن الله يعرفنا ويحبنا، كما علينا نحن أيضاً أن نعرفه ونحبه. إن انشغالات مرتا العديدة يجب أن تبدأ من هذه الخدمة الحقيقية، وهي الإصغاء إلى كلمة الله وعيشها في العلاقة مع الله ومع الآخرين. هذا هو الجزء الأفضل الذي اختارته مريم ولم ينزع منها. أيها الرب يسوع، افتح قلوبنا الآن لكي نسجد لك ونصغي إلى كلمتك.
Cari fratelli e sorelle, il Signore vi dia pace. Diciamo a Gesù nella Eucaristia, noi vogliamo ascoltare la sua parola nel Vangelo di Marta e Maria. Come Marta, anche i discepoli durante la missione si preoccupavano di molte cose, ma Gesù chiarisse bene che la cosa più importante, cioè avere i nomi scritti nel cielo, essere conosciuti e amati da Dio e conoscerlo e amarlo. I molti servizi di Marta devono essere svolti a partire da questo unico servizio necessario, che è l'ascolto della parola per viverla in rapporto a Dio e agli altri. Questa è la parte migliore scelta da Maria e che non le sarà tolta. Gesù apre adesso il nostro cuore per adorarti ed ascoltarti. Dear brothers and sisters, may the Lord give you peace. Jesus, the Eucharistic Lord, we want to hear your word in the Gospel about Martha and Mary. Like Martha, the disciples too, during their mission, were concerned about many things. But Jesus makes it clear that the most important thing is to have the names written in heaven. That is, to be known and loved by God, as well as to know and love Him. Martha's many services must be carried out, starting from this one truly necessary service, which is listening to the Word in order to live it in relationship with God and with others. This is the best part that Mary has chosen, and it will not be taken from her. Jesus, open our hearts now to adore you and to listen to you. Tutto se stesso
In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Gratia Domini nostri Iesu Christi et caritas Dei et communicatio Sancti Spiritus sit cum omnibus vobis et cum spiritu tuo. Adoramus Te, Sanctissime Domine Iesu Christe, ige de Domnes ecclesias Tuas, que sunt in toto mundo, et benedicimus Tibi, quia per sanctam crucem Tuam redimisti mundum. Ti adoriamo, Signore, che hai voluto visitare la nostra casa, così come un giorno accettasti l'invito dei Tuoi amici a Betania. Grazie, o Signore, perché ti fai sentire vicino a noi e ci permetti di stare ai Tuoi piedi ad ascoltare le parole della salvezza. Ti ringraziamo perché mentre pellegriniamo sulla terra ci offri la possibilità di collocare la nostra esistenza nel contesto della Tua vita. Ti agiti per molte cose, ma di una cosa solo c'è bisogno. Nel Vangelo di Luca, Tu, Signore, ci offri un'indicazione chiara su come ordinare la gerarchia dei nostri valori. Nel mondo frenetico di oggi, tanti fedeli si concentrano sulle cose secondarie, sulle realtà materiali e passeggere, orientandosi più all'avere che sull'essere. Così si rischia di perdere di vista ciò che è più alto e duraturo, i veri valori, le opere buone verso il prossimo, quelle che portano frutto anche dopo la nostra morte. Ma soprattutto si trascurano i valori spirituali che conducono alla salvezza dell'anima nostra e dei nostri fratelli, alla vita che non finisce, alla vita eterna. Non si tratta di fuggire dalle responsabilità o dai doveri quotidiani, ma di imparare a vivere tutto con uno sguardo rivolto al regno, radicati nella Tua presenza. Così anche le opere più semplici della nostra giornata si trasformeranno in semi di eternità. Signore, oggi e qua, come Marta e Maria, possiamo accoglierti nella nostra vita. Promettiamo di porre attenzione al Tuo insegnamento che rivela il senso del nostro cammino e che la nostra forza proviene dalla Tua grazia e del Tuo amore. In Te le nostre paure si dissolvono e lasciano spazio alla fiducia e all'abbandono alla Tua volontà. Vivendo il nostro contesto storico, vogliamo condividere la gioia della Tua presenza. E Ti preghiamo perché anche coloro che ancora non Ti hanno incontrato possano presto sperimentare la Tua presenza e la Tua vicinanza, scegliendo con coraggio la parte migliore che non sarà loro tolta. Amen. شئت حياة
فبين يديك إن شئت أشواقي فهي إليك إني لست أطلب شيئا من لديك غير حبك الأمين والسعي إليك هذه هي طلباتي هذه منيتي فاستجب لي يا إلهي نزيه المسلك وفاعل البر والمتكلم بالحق في قلبه الذي لا يختاب لسانه ولا يفعل بصاحبه شرا Il ne fait pas de tort à son frère et n'outrage pas son prochain. À ses yeux, les réprouvés est méprisable, mais il honore les fidèles du Seigneur.
El que no presta dinero a usura, ni acepta soborno contra el inocente, el que así obra, nunca fallará.
من إنجيل القديس لوقا. في ذلك الزمان دخل يسوع قرية فأضافته امرأة اسمها مرتا، وكان لها أخت تدعى مريم، جلست عند قدمي الرب تستمع إلى كلامه. وكانت مرتا مشغولة بأمور كثيرة من الخدمة، فأقبلت وقالت: يا رب، أما تبالي أن أختي تركتني أخدم وحدي؟ فمرها أن تساعدني. فأجابها الرب: مرتا مرتا، إنك في هم وارتباك بأمور كثيرة، مع أن الحاجة إلى أمر واحد. فقد اختارت مريم النصيب الأفضل، ولن ينزع منها. Del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo entró Jesús en una aldea, y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Esta tenía una hermana llamada María, que sentada junto a los pies del Señor escuchaba su palabra. Marta, en cambio, estaba muy afanada por los muchos servicios, hasta que, acercándose, dijo: Señor, ¿no te importa que mi hermana me haya dejado sola para servir? Dile que me eche una mano. Respondiendo, le dijo el Señor: Marta, Marta, andas inquieta y preocupada con muchas cosas. Solo una es necesaria. María, pues, ha escogido la parte mejor, y no le será quitada.
Gesù si fa presente nella vita di ciascuno di noi, nella nostra situazione ordinaria, e offre il suo dono di grazia. Chiediamo al Signore di saperlo riconoscere, accogliere ed ascoltare. Preghiamo insieme cantando. أيها الرب يسوع، من أجل الكنيسة المقدسة عروسك لكي تكون للعالم شاهدة أمينة على انتصار الحياة على الموت، وانتصار الحب على الكراهية، وانتصار الحق على الكذب، إلى الرب نطلب. Signore Gesù, per il Papa, i Vescovi, i Presbiteri e i Diaconi, affinché siano prima di tutto discepoli, accolgano il Maestro nelle loro vite e diventino così esempi e maestri di vita spirituale. Preghiamo. Lord Jesus, we pray that all believers may recognize you in those who come to meet you and know how to announce you to the world in fidelity and joy. Let us pray. Seigneur Jésus, accorde-nous, comme Marie, ta mère, de ne pas nous contenter d'écouter la parole, mais de la mettre en pratique. Prions. Señor Jesús, danos la gracia de ser tus amigos
y de elegir siempre la mejor parte, que es estar cerca de ti. Oremos. Ascolta, Signore, le nostre invocazioni e fa che sappiamo tradurre in concreti itinerari la di vita spirituale e servirlo dei fratelli. Te lo chiediamo per Cristo nostro Signore. Amen. Preceptis salutaribus moniti, et divina institutione formati, audemus dicere. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Cantum ergo sacramentum, veneremur cernui, et antiquum documentum novos cedal ritui, prestet fide supplementum, sensum defectui, genitori genitoque, laus et jubilatio, salus honor virtus quoque, sit et benedictio, procedentiam utroque, comparsit laudatio. Panem de cielo prestitis tiei,One delectamentum miseriamente. oremus. Deus, qui nobis sub sacramento mirabili passionis Tuae memoriam reliquisti, tribue sumus ita nos corporis et sanguinis Tui sacra mysteria venerari, ut redemptionis Tuae fructum in nobis iugiter essentiamus, qui vivis et regnas in saecula saeculorum. Amen.
Dio sia benedetto. Dio sia benedetto. Benedetto il suo santo nome. Benedetto il suo santo nome. Benedetto Gesù Cristo, vero Dio e vero uomo. Benedetto Gesù Cristo, vero Dio e vero uomo. Benedetto il nome di Gesù. Benedetto il nome di Gesù. Benedetto il suo sacratissimo cuore. Benedetto il suo sacratissimo cuore. Benedetto il suo preziosissimo sangue. Benedetto il suo preziosissimo sangue. Benedetto Gesù nel santissimo sacramento dell'altare. Benedetto Gesù nel santissimo sacramento dell'altare. Benedetto lo Spirito Santo Paraclito. Benedetto lo Spirito Santo Paraclito. Benedetta la Gran Madre di Dio Maria Santissima. Benedetta la Gran Madre di Dio Maria Santissima. Benedetta la sua Santa Immacolata Concezione. Benedetta la sua Santa Immacolata Concezione. Benedetta la sua gloriosa Assunzione. Benedetta la sua gloriosa Assunzione. Benedetto il nome di Maria Vergine Madre. Benedetto il nome di Maria Vergine Madre. Benedetto San Giuseppe, suo castissimo sposo. Benedetto San Giuseppe, suo castissimo sposo. Benedetto Dio nei suoi angeli e nei suoi santi. Benedetto Dio nei suoi angeli e nei suoi santi. Gesù
Apriti a un gesto di solidarietà e sostieni la missione della custodia di Terra Santa. Il Christian Media Center diffonde la buona notizia di Gesù, facendo conoscere al mondo la spiritualità dei luoghi santi e la vita dei cristiani che qui vivono. Il tuo contributo ci aiuterà a portare l'annuncio del Signore risorto, il più urgente di tutti, agli uomini e alle donne di ogni lingua e nazione. Per aiutarci concretamente, apri il QR code. La tua scelta fa la differenza. Dal Vangelo secondo Luca. Gesù si trovava in un luogo a pregare. Quando ebbe finito, uno dei suoi discepoli gli disse: «Signore, insegnaci a pregare, come anche Giovanni ha insegnato ai suoi discepoli». Ed egli disse loro: «Quando pregate, dite: Padre, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno. Dacci ogni giorno il nostro pane quotidiano e perdona a noi i nostri peccati. Anche noi infatti perdoniamo a ogni nostro debitore, e non abbandonarci alla tentazione». Poi disse loro: «Se uno di voi ha un amico e a mezzanotte va da lui a dirgli: Amico, prestami 3 pani, perché è giunto da me un amico da un viaggio e non ho nulla da offrirgli. E se quello dall'interno gli risponde: Non mi importunare, la porta è già chiusa, io e i miei bambini siamo a letto, non posso alzarmi per darti i pani. Vi dico che anche se non si alzerà a darglieli perché è suo amico, almeno per la sua invadenza si alzerà a dargliene quanti gliene occorrono. Ebbene, io vi dico: chiedete e vi sarà dato, cercate e troverete, bussate e vi sarà aperto. Perché chiunque chiede riceve, e chi cerca trova, e a chi bussa sarà aperto. Quale padre tra voi, se il figlio gli chiede un pesce, gli darà una serpe al posto del pesce? O se gli chiede un uovo, gli darà uno scorpione? Se voi dunque che siete cattivi sapete dare cose buone ai vostri figli, tanto più il Padre vostro del cielo darà lo Spirito Santo a quelli che glielo chiedono. Insegnaci a pregare come anche Giovanni il Battista ha insegnato ai suoi discepoli. Per Gesù tutto è semplice, nessuna disciplina, nessun metodo, niente di niente. Gesù si distacca pesantemente dalla tradizione di qualsiasi religione. Se prendiamo il libro delle preghiere, chiamiamolo così, dell'Antico Testamento, cioè i Salmi, possiamo leggerne alcuni. Per esempio il Salmo 27. Mio padre e mia madre mi hanno abbandonato, ma il Signore mi ha raccolto. Qui esplicitamente è allusivo a Dio che è un padre migliore del padre della terra ed è una madre migliore di quella di questa terra. Oppure prendiamo un altro salmo, il Salmo 68, dice: Padre degli orfani e difensore delle vedove è Dio nella sua santa dimora. Si vede che Dio si prende cura dei suoi in modo che questi si possano sentire davanti a Dio come davanti al Padre, uno che difende, uno che si prende cura. Un altro salmo: Egli mi invocherà, tu sei mio Padre, mio Dio e roccia della mia salvezza. Bene, vedete, quando Israele chiama Dio Padre, il motivo è quasi sempre lo stesso. Cioè l'uomo sperimenta una grande bontà, una grande clemenza, una benevolenza di Dio verso l'uomo, tanto che l'uomo a un certo punto dice nel Salmo 103, pronuncia queste parole: come tenero un padre verso i figli, così il Signore è tenero verso quelli che lo temono. Però il rapporto tra l'uomo e Dio, chiamato Padre, è per analogia. Con Gesù invece c'è un cambiamento radicale. Perché? Perché non si tratta di una analogia, cioè non si tratta di assumere un atteggiamento filiale, di assumere una percezione di Dio come Padre, no. Gesù, lui solo è generato dal Padre e ce lo ricorda all'inizio del Vangelo di Giovanni. Chi lo ha accolto ha dato il potere
di diventare figlio di Dio. Oppure anche San Paolo ai Galati, lo Spirito Santo attesta, cioè conferma che noi siamo figli. Ecco, questo è l'unicum. Noi non ci facciamo l'idea di un padre, ma partecipiamo della stessa vita filiale che è in Cristo. Perché? Perché nel battesimo anche noi veniamo generati. Allora, vedete, la preghiera per noi non è un esercizio, ma è uno stato. Quale stato? Quello del figlio, quello di poter dire padre. E diciamo padre perché io sono figlio, sono generato, ho la stessa vita e allora io prego perché sono figlio. Io parlo con Dio come il figlio Gesù parla con il Padre. A tutti voi amici di Telepace, una buona domenica. O Dio, vieni a salvarmi. Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia. Il Signore estenderà da Sion il suo dominio e regnerà in eterno. Alleluia. Oracolo del Signore al mio Signore, Siedi alla mia destra, finché io ponga i tuoi nemici a sgabello dei tuoi piedi. lo scettro del tuo potere stende il Signore da Sion, domina in mezzo ai tuoi nemici. a te il principato nel giorno della tua potenza, tra santi splendori. Dal seno dell'aurora, come rugiada io ti ho generato. Il Signore ha giurato e non si pente. Tu sei sacerdote per sempre al modo di Melchisedec. Il Signore è alla tua destra, annienterà il re nel giorno della sua ira. Lungo il cammino si disseta il torrente e solleva alta la testa. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo,
Il Signore estenderà da Sion il suo dominio e regnerà in eterno. Alleluia. Tremò la terra e il mare davanti al volto del Signore. Alleluia. Quando Israele uscì dall'Egitto, la casa di Giacobbe da un popolo barbaro, Giuda divenne il suo santuario, Israele il suo dominio. Il mare vide e si ritrasse, il Giordano si volse indietro, i monti saltellarono come arieti, le colline come agnelli di un gregge. Che hai tu, mare, per fuggire, e tu, Giordano, perché torni indietro? Perché voi monti saltellate come arieti, e voi colline come agnelli di un gregge? Trema, o terra, davanti al Signore, davanti al Dio di Giacobbe, che muta la rupe in un lago, la roccia in sorgenti d'acqua. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Tremò la terra e il mare davanti al volto del Signore. Alleluia. Dio regna, a Lui la gloria, alleluia, alleluia. Salvezza, gloria e potenza sono del nostro Dio. Alleluia, alleluia. Per i giusti sono i suoi giudizi. Alleluia, alleluia. Lodate il nostro Dio, voi tutti i suoi servi. Alleluia, alleluia. Voi che lo temete, piccoli e grandi. Alleluia, alleluia. Ha preso possesso del suo regno il Signore. Alleluia, alleluia. Il nostro Dio l'Onnipotente. Alleluia, alleluia. Rallegriamoci ed esultiamo. Alleluia, alleluia. Rendiamo a Lui gloria. Alleluia, alleluia. Sono giunte le nozze dell'agnello. Alleluia, alleluia. La sua sposa è pronta. Alleluia, alleluia. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Alleluia, alleluia. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia, alleluia. Dio regna, a Lui la gloria.
Alleluia, alleluia. Sia benedetto Dio, Padre del Signore nostro Gesù Cristo, Padre misericordioso e Dio di ogni consolazione, il quale ci consola in ogni nostra tribolazione, perché possiamo anche noi consolare quelli che si trovano in qualsiasi genere di afflizione, con la consolazione con cui siamo consolati noi stessi da Dio. Benedetto sei tu, Signore, nell'alto dei cieli. Benedetto sei tu, Signore, nell'alto dei cieli. A te la lode e la gloria nei secoli. Nell'alto dei cieli. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. Benedetto sei tu, Signore, nell'alto dei cieli. Entrando nella casa, Gesù disse: «La fanciulla non è morta, ma dorme». E presala per mano le comandò: «Io ti dico, alzati». L'anima mia magnifica il Signore, e il mio spirito esulta in Dio mio Salvatore, perché ha guardato l'umiltà della sua serva. D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata. Grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente, e santo è il suo nome. Di generazione in generazione la sua misericordia si stende su quelli che lo temono. Ha spiegato la potenza del suo braccio, ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore, ha rovesciato i potenti dai troni, ha innalzato gli umili. Ha ricolmato di beni gli affamati, ha rimandato i ricchi a mani vuote, ha soccorso Israele suo servo, ricordandosi della sua misericordia. Come aveva promesso ai nostri padri, ad Abramo e alla sua discendenza per sempre. Gloria al Padre, e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Entrando nella casa, Gesù disse: «La fanciulla non è morta, ma dorme». E presala per mano le comandò: «Io ti dico, alzati». Cristo è il nostro capo e noi siamo le sue membra. A lui lode e gloria nei secoli. Acclamiamo. Venga il tuo regno, Signore. La tua Chiesa, Signore, sia sacramento vivo ed efficace di unità per il genere umano, mistero di salvezza